Firmato il DPCM del governo nell'ordinanza regionale che segna la riapertura da domani in Veneto, previste multe fino a 3.000 euro per chi non indosserà la mascherina. Zaia dice non possiamo permetterci una ricaduta. Centri commerciali e supermarket riaprono anche la domenica, decade l'ordinanza regionale di chiusura, valgono le regole di distanziamento sociale, sanificazione e obbligo di mascherina. Il Veneto è escluso dallo stanziamento straordinario per i comuni dei territori particolarmente colpiti dall'emergenza coronavirus, la rabbia dei comuni. Assurdo e drammatico incidente stamani lungo una via di Orsago, 60enne in gravissime condizioni, è il presidente del team ciclistico Bosco di Orsago. Domani riapertura anche per gli stabilimenti balneari, ombrelloni e sdraio alla prova dei distanziamenti, ma Federalberghi è scettica sulla stagione, senza ospiti stranieri gli hotel non riaprono. Ritornano le messe con i fedeli, il vescovo di Treviso invita i trevigiani a una moderazione negli accessi per le cerimonie, facciamo un passo alla volta, dice, insieme ce la faremo. L'iniziativa delle Pro Loco della Marca legata alla produzione dell'asparago, cancellato dalla pandemia il circuito delle mostre, il prodotto è stato regalato alle case di riposo, ma non solo. Telespettatori di Antena 3, allora il telegiornale di Treviso, adesso in onda raccogliamo quindi il testimone da Christian Arboit dopo la seconda parte della edizione straordinaria di oggi. Vediamo subito l'aggiornamento da poco arrivato del bollettino di Azienda Zero sui contagi per l'emergenza coronavirus che, come vedete nelle immagini, salgono a 18.946 dall'inizio della pandemia. Lo vediamo ancora più vicino, eccolo qui, 18.946, ci sono più 7 casi positivi che sono registrati dalle ultime ore, da questa mattina, con 13.120 persone negativizzate. I casi attualmente positivi sono 4.028, 3.979 le persone in isolamento domiciliare. Scendiamo nella colonna e guardiamo poi il dato molto importante della ricoverati sia in area non critica che in terapia intensiva, quindi 541 in area non critica e 51 in terapia intensiva. I decessi più 5 rispetto al bollettino di questa mattina, nessuno di questi registrato negli ospedali della Marca, più 3 i casi di positività nel cluster, ormai non è più un focolaio, insomma, a Treviso, con appunto 3 casi in più rispetto al bollettino di questa mattina, più 7 in Veneto. I numeri sono quelli un po' che ricalcano l'andamento di questi giorni. Nel frattempo è stato firmato il DPCM, c'era l'attesa per la firma del DPCM del governo, si era temuto che si andasse ancora per le lunghe, questo chiaramente avrebbe provocato ulteriori disagi per l'incertezza di tutti quelli che aspettano ovviamente di riaprire domani. La firma del DPCM sblocca anche quindi l'ordinanza regionale che è stata presentata oggi dal governatore Zaia e che di fatto illustra le riaperture da domani con le linee guida che avevamo raccontato ieri perché già presentate ieri, erano pronte da settimane. Dunque la riapertura da domani inizia ufficialmente, lo possiamo dire, la fase 2, ed è una fase importante e cruciale, lo ha sottolineato anche oggi, nella quale la responsabilità passa nelle mani definitivamente dei cittadini. Anche per questo una delle novità importanti e degli accenti importanti della nuova ordinanza è un accento sulle mascherine e un giro di vite sulle mascherine. E avviso già che la multa va da 500 euro a 3.000 euro. Cioè, senza mascherina ti prendi il lusso di beccarti un verbale da minimo 500 euro. Zaia si ricorreggerà subito dopo, la soglia minima è di 400 euro, non 500, ma la sostanza cambia poco. Per chi sgarra e non indossa la mascherina quando esce di casa dietro l'angolo c'è una maxi stangata fino a 3.000 euro. Io non sono per lo stato di polizia e la persecuzione dei cittadini, guardate, ho una visione molto liberale. Però qui c'è una partita che va oltre l'individuo, è una partita della comunità. In queste ultime 24 ore, lo voglio dire, e che mi ha fatto anche molto arrabbiare, ne abbiamo parlato anche stamattina, ci sono arrivate una miriade di foto
mandate da molti su Instagram, sui social, di centri tipo Verona, piuttosto che Venezia, Mestre, di tutto, di molte persone che o non hanno la mascherina o ce l'hanno al collo. Cioè, forse non ci siamo capiti. Cioè, patti chiari, amicizia lunga. Cioè, se non si porta la mascherina si andrà alla ricaduta. Del resto la riapertura è una cosa seria, sono 80.000 le attività in Veneto che si preparano ad alzare le saracinesche e ulteriori lockdown sarebbero deleteri. Passiamo la responsabilità del centro di cura dall'ospedale all'individuo. Se l'individuo fallisce, se ognuno di noi fallisce nel rispetto delle regole, la responsabilità ripassa all'ospedale. L'ordinanza di Venezia è sul tavolo del consueto punto stampa in attesa dello sblocco del DPCM governativo, cui comunque è subordinata. È tutta per titoli, per cui non ci si perde in pastoie, è poco giuridica ma tanto pratica. Dalla ristorazione agli stabilimenti balneari, estetiste, parrucchiere, mercati, campeggi, rifugi alpini, autoscuole, piscine e palestre, ma l'elenco è ampio, praticamente onnicomprensivo, fatti salvi cinema, teatri e luoghi di aggregazione come i parchi divertimenti. Si sbloccano anche i tirocini professionali. Decade inoltre l'ordinanza di chiusura domenicale per supermercati e centri commerciali. Tutto aperto. Ovviamente i centri commerciali sono delle realtà che devono fare molta attenzione al tema degli assembramenti, quindi dovranno regolamentare gli accessi, il distanziamento sociale, l'igiene e l'uso delle mascherine. Non è che vai in centro commerciale e giri per il centro commerciale senza mascherina. E dopo l'ultima notte di confronto, a tratti tesissimo, tra regioni e governo, Zaia commenta le parole del Premier Conte, che ha parlato della necessità di una correzione costituzionale nei rapporti fra istituzioni. E poi lui dice che ci vuole una revisione, giusto? Vediamolo in positivo, vuol darsi l'autonomia. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, sarà lui a smentire che non vuol darsi l'autonomia. Se un Presidente del Consiglio dice che è giunta l'ora di fare una revisione costituzionale, a casa mia la revisione costituzionale davanti a 2 milioni di veneti che sono andati a votare è esattamente l'ottenimento dell'autonomia, perché è una revisione costituzionale. Se poi intendeva altro è bene che lo chiarisca subito. Noi da qui non ci muoviamo comunque. Così Zaia oggi, dunque inizia domani la fase 2, avete sentito anche l'importante novità, centri commerciali e supermercati, ma sono aperti anche la domenica, quindi dal 18 da domani, quindi l'apertura anche domenicale, era una anche delle tante domande che ci venivano fatte in questi giorni e in queste ore. Allora, fase 2 ormai ufficialmente da domani, allora siamo con il sindaco di Treviso, Mario Conte, buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Allora, prima di parlare della fase 2, una cosa importante che riguarda i comuni più colpiti dall'emergenza coronavirus. Oggi è arrivata una nota forte da parte sua, non solo come sindaco di Treviso, ma anche e soprattutto come presidente di ANCI Veneto. Ci spiega cosa è accaduto? Sì, intanto nel servizio che mi precedeva ho sentito il Premier Conte lamentarsi dei rapporti istituzionali. Io ricordo al Premier Conte che da 3 settimane i sindaci del Veneto chiedono di poter parlare pochi minuti con lui e ad oggi non abbiamo ancora avuto nessuna risposta. In più, oltre al danno alla beffa, leggiamo nel DPCM che della distribuzione dei 200 milioni che sono stati giustamente stanziati per quei comuni, quelle province che sono per primi entrati nelle zone rosse, magicamente mancano le province venete. Allora, io credo che, siccome devo rispondere alla mia comunità, ogni sindaco che indossa una fascia tricolore deve rispondere ai propri cittadini. Qui non è una questione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle o Lega, qui è una questione di correttezza nei confronti di quei cittadini che noi abbiamo per primi chiamati a fare dei sacrifici. Vi abbiamo chiesto di chiudersi in casa, di chiudere i negozi, di fermare le produzioni, e credo che quello che è stato tolto debba essere anche riconosciuto. Questo il governo non lo sta facendo, non ci ascolta e ci sta togliendo anche quelle risorse che sono necessarie per poter ristorare i nostri cittadini e le nostre comunità dei danni subiti. Io dico al Premier Conte che se non ci fisserà un appuntamento nelle prossime ore, prenderò la macchina e mi piazzerò davanti a Palazzo Chigi fino a quando il Premier, il Presidente del Consiglio, non si degnerà
di ascoltare e confrontarsi con i sindaci del Veneto, e chiedo anche ad ANCI Nazionale di prendere una posizione su questa vicenda, perché se ANCI Nazionale rappresenta i sindaci, rappresenta anche i sindaci veneti, proprio quei sindaci che oggi sono stati esclusi dalla distribuzione di quei 200 milioni di ristoro per le zone. Si è bloccata un attimo l'immagine. Per le zone delle province e i comuni che sono Eccomi qua, mi sentite? Adesso sì, un po' meglio. Quindi lei dice: se non arriva una risposta vado io a Roma, è così? No, assolutamente, io sono disposto a partire anche domani mattina. Io pretendo che il Premier Conte mi spieghi perché le province del Veneto sono state escluse dal ristoro di quei fondi e dalla distribuzione di quei 200 milioni di euro. Io sono ben contento che ai comuni e alle province della Lombardia siano arrivati quei soldi là, ma credo che il Veneto abbia dato molto in questa partita, sia da un punto di vista di vite umane, sia da un punto di vista di contagi, sia da un punto di vista di danni economici. Quindi noi pretendiamo di far parte di quella distribuzione di quei fondi. Cosa vuol dire per il Comune di Treviso, così ci localizziamo, anche per gli altri, ma per il Comune di Treviso la mancanza di quei fondi? No, ma coronavirus per il Comune di Treviso, senza parlare degli effetti psicologici e sanitari, significa 10-11 milioni di perdite nel giro di 2 mesi e mezzo. Queste sono le cifre. Ecco perché, fosse anche per €1 da recuperare per la mia comunità, io mi batterò su tutti i tavoli. Anche andando a Roma? Assolutamente sì. Ascolti una cosa, torniamo adesso allora alle riaperture, fase 2. Abbiamo sentito Zaia oggi puntare molto sulla questione delle mascherine, perché di fatto con l'inizio della fase 2, il cosiddetto via libera, la responsabilità insomma passa definitivamente, già prima certamente c'era, ma passa definitivamente alle persone, ai cittadini. Allora, multa fino a 3.000 euro, multe da 400 fino a 3.000 euro per chi non avrà le mascherine laddove si devono usare. Molti si chiedono allora da domani i controlli come saranno, allora, a Treviso come procederanno i controlli, ci saranno spiegazioni per i locali, soprattutto i locali ci chiedono, magari si interrogano adesso quanti controlli avremo, ci può spiegare cosa accade a livello di controlli da domani? No, tenete conto che a Treviso dall'inizio dell'emergenza coronavirus ci sono solo di polizia locale almeno 20 pattuglie ogni giorno, significa 40 agenti di polizia locale impegnati tutti i giorni nella verifica del rispetto appunto del DPCM. L'obiettivo nostro non è certamente quello di far cassa attraverso i verbali, tant'è vero che ne stiamo facendo pochissimi, ma vogliamo sensibilizzare la cittadinanza a rispettare quelle piccole regole che sono necessarie per poter affrontare in modo sereno questa fase 2 che è essenziale e fondamentale per il rilancio e per il ritorno definitivo alla quotidianità. Quindi per quanto riguarda i negozi, i locali, ci sarà una forte azione di sensibilizzazione, quindi la polizia locale sarà impegnata appunto a controllare, a sensibilizzare e talvolta ad aiutare anche i commercianti appunto a far rispettare quelle che sono le regole. Ma saremo rigidissimi nel rispetto della mascherina, ci vuole così poco per indossarla che credo che non sia davvero un problema e non debba essere un problema. Quindi invito tutti i cittadini alla responsabilità. Indossare la mascherina significa avvicinarsi nel minor tempo possibile a quella che è la libertà e la quotidianità a cui eravamo abituati. Quindi chiedo questo ultimo sforzo. Devo dire che però i cittadini di Treviso mi hanno dato grandi soddisfazioni in queste ore, perché girando la città, francamente, questa mattina che ero in municipio, ho girato la città, ho richiamato personalmente una sola persona, tutti gli altri la mascherina la indossavano. E mi raccomando anche in quelle zone un po' che sono tipicamente utilizzate per far sport, tipo la Restera o la Treviso Ostiglia. Qui lì invito anche i runner a avere quella sensibilità che quando incrociano le persone oppure smettono di fare attività fisica, indossare immediatamente la mascherina proprio per preservare la salute propria e degli altri. L'ultima cosa, quindi abbiamo capito insomma per quanto riguarda i passanti, le persone, ci sarà ovviamente molta attenzione, per quanto riguarda i negozi, i locali ci sarà giorni insomma di sensibilizzazione, di aiuto sulle informazioni, quindi un periodo insomma di sensibilizzazione prima poi dei controlli veri e propri.
Ultima cosa, domani riparte l'attività dei musei. Allora, Treviso come riparte da questo punto di vista? In realtà i musei a Treviso riapriranno il 1° giugno. Nei prossimi giorni ci saranno delle riunioni proprio per organizzare gli aspetti legati alla sicurezza. Quindi sono ben felice di annunciare che il 1° giugno riaprirà anche la grande mostra. Ci saranno dei pacchetti e delle promozioni particolari per i trevigiani con delle fasce orarie destinate, e ci saranno degli eventi dentro l'evento. Quindi lascerò poi all'assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti spiegare quali sono tutte gli appuntamenti appunto legati all'apertura delle grandi mostre, dei musei, e anche presenterà tutta la programmazione rivista dopo questo Covid-19 che ha un po' stravolto tutta la programmazione e tutte le nostre abitudini. Però sarà un'estate e sarà una fase 2 di rilancio all'insegna della cultura, della musica, dei musei, e questo mi riempie di grande orgoglio. Saremo tra i primi in Italia a riaprire la grande mostra, anzi saremo i primi in Italia a riaprire i musei e la grande mostra, di questo sono assolutamente orgoglioso. Nelle prossime ore diremo ovviamente in quali condizioni, quindi con ingressi sicuramente contingentati, però l'importante è che anche attraverso la cultura torniamo nel minor tempo possibile a quella normalità di cui sentiamo tanto bisogno. Perfetto, grazie allora, grazie Sindaco, ci aggiorniamo domani. Peraltro domani c'è una conferenza stampa in cui presenterete anche dei lavori importanti in zona Ghirada, è così? Sì, assolutamente. In questa quarantena abbiamo fatto dei lavori di manutenzione importanti, dalla riasfaltatura al rifacimento della segnaletica alla potatura degli alberi, proprio segno evidente che non abbiamo dormito nonostante la grande sofferenza. Però adesso parte anche un periodo di grandi investimenti che vedranno protagonisti i quartieri, e il lavoro che presenteremo domani del quartiere San Zeno. Benissimo, lo vedremo domani. Grazie al Sindaco Mario Conte, grazie davvero e buon lavoro. Grazie. Allora, restiamo agli esercenti, dunque gli ultimi preparativi davvero in queste ore per bar, negozi, attività che da domani riaprono. Resta però l'eco dei dubbi, delle incertezze per il futuro, l'eco che abbiamo sentito già ieri quando abbiamo raccontato in diretta quella manifestazione di piazza, in Piazza dei Signori, appunto le cui immagini insomma restano vivide. Ultime ore di preparazione per la riapertura di bar, negozi, laboratori e saloni di bellezza. Tanta la trepidazione per quella che molti considerano una vera e propria sfida contro bollette, affitti arretrati e forniture da pagare dopo oltre 2 mesi di fermo forzato. Ripartire lo vedremo come sarà, sicuramente non sarà facile, anche perché poi con le restrizioni da coronavirus, quindi le contingenze nei negozi saranno minori rispetto a prima, abituati noi anche i sabati e le domeniche a lavorare con i negozi diciamo strapieni, sarà tutto da capire, tutto da vedere. Una vera e propria incognita legata alle linee guida sulle riaperture, per molti ancora tutte da capire. Le linee guida le ho sentite, non ho ancora capito chiaro che cosa dovremo fare, perché si sentono tante cose, quindi aspettiamo di capire e poi proveremo ad essere pronti per il fine della prossima settimana. Ecco, quindi riaprirete alla fine della settimana? Presumo di sì, perché ora che ci approvvigioniamo di tutto quello che servirà, però i tempi penso che siano quelli. Tra i settori maggiormente a rischio, apertura quello turistico e delle agenzie di viaggio. Una cosa che vorremmo sarebbe proprio lo stato di crisi totale in questo momento, proprio perché siamo il settore che è stato più colpito in assoluto. Adesso noi ripartiamo, ma ripartiamo con delle incognite, con delle domande, perché non abbiamo ancora i mezzi appunto per far ripartire la nostra filiera. E accanto a chi ci prova c'è chi ha deciso di abbandonare tutto ad una chiusura definitiva dell'attività. Il distanziamento sociale non ci permette di farlo, perché il Figurella era uno stile di vita, è uno stile di vita. Con queste linee guida noi non possiamo riaprire. È impossibile, non abbiamo avuto una sovvenzione, ci vorranno, io credo all'incirca, abbiamo fatto fare dei conti all'incirca dei 30 e 50 mila euro di investimento a centro. Sono 140 centri, chi ci dà i soldi? Cioè, scusateci, ma mi sembra un po' esagerato. Quante persone rimangono a casa? Almeno 400 sicure operative, più quelle in maternità. E saranno 430-440 persone. Tema economico e le richieste al governo. Stamani durante la nostra edizione straordinaria il sottosegretario all'interno Achille Variati ha preso proprio un impegno per la liquidazione della cassa integrazione in deroga e poi è tornato a parlare anche dei profili penali per i datori di lavoro e i commercianti.
lo dico con chiarezza, è stata una vergogna che le banche e il sistema anche complesso di procedure non siano riuscite in 15-20 giorni a dare i soldi nei conti correnti, che arriveranno prestissimo. Io questo prendo un impegno qui per quel che posso, ovviamente, davanti ai telespettatori. L'impegno è arrivato nel corso della nostra diretta e riguarda lo strumento della cassa integrazione in deroga, troppo burocratico, troppi passaggi tra INPS, Ministero e Regioni. Vero è che con il decreto rilancio è stata trovata una prima soluzione attraverso l'anticipo del 40% in capo all'Istituto di Previdenza, ma resta comunque il nodo delle banche. Decreto rilancio che il sottosegretario all'interno definisce potente, 55 miliardi di euro, ribadisce, sapranno fare la differenza. Certo, la premessa per poter funzionare è una sola: evitare un altro lockdown. Ma se nei nostri comportamenti sbagliamo il modo, cioè non rispettiamo il distanziamento e dovessimo ricadere nella buca, guardi che non ci rialziamo più da quella buca. Variati guarda poi all'accordo raggiunto nella notte tra Regioni e Governo con il protocollo unitario delle Regioni che sarà inserito nel DPCM. L'accordo che è stato trovato tra lo Stato e le Regioni è un accordo, diciamo, di straordinaria importanza. Non ce n'è uno a questo livello nella storia della Repubblica da quando sono nate le regioni. Io penso anche addirittura che segni questo accordo un nuovo inizio di rapporto verso l'autonomia, quella vera, quella responsabile, quella che serve, quella che aiuta le imprese, aiuta il lavoro, aiuta i cittadini. Altro tema centrale è quello della responsabilità dei datori di lavoro nel caso di contagio. Qui Variati sgombra il campo da qualsiasi dubbio. Il commerciante, il datore di lavoro, se ha rispettato le norme di cui all'ordinanza regionale, non avrà nessuna responsabilità per quel contagio, né di carattere civile né di carattere penale. Questa cosa è stata chiarita con l'INAIL e sarà messa tra l'altro nero su bianco in una precisa circolare. E a proposito di INAIL, un altro chiarimento riguarda il rapporto con i protocolli regionali. I protocolli INAIL rappresentano la cornice entro la quale le regioni, in modo differenziato rispetto all'andamento epidemiologico, fissano le regole. E se una regione non fissa una regola propria, vale la regola di quadro. Ultima battuta sulle elezioni regionali in attesa della finestra elettorale. Variati preferisce non parlare di date, ma fissare un punto. Ci sono anche i valori della democrazia. Spero che ci sia questo confronto e poi si aprirà un nuovo quinquennio per la regione, che sarà un quinquennio molto particolare, perché sarà il quinquennio dell'autonomia. Allora, a proposito proprio di elezioni regionali, abbiamo lanciato ieri nei nostri telegiornali il nostro sondaggio, vi chiediamo se secondo voi è meglio votare a luglio, la linea insomma che chiede il Veneto e anche le altre regioni che vanno al voto, diciamo una richiesta trasversale ma portata avanti con forza anche dal Veneto. Meglio votare a luglio secondo voi? 0422 162 6691 se per voi la risposta è sì, 0422 162 6690, lo vedete in sovraimpressione e continuerete a vederlo poi nel corso del TG. Se per voi invece la risposta è no, cioè non si deve votare a luglio, non c'è tempo per votare a luglio. Insomma, sono le due posizioni. Continuerà anche domani il nostro sondaggio durante tutta la giornata e poi l'esito lo scopriremo a Ring domani sera. Lasciamo per un attimo la questione Covid per la cronaca e l'assurdo e drammatico incidente avvenuto questa mattina a Orsago, vittima un sessantenne molto noto in paese, davvero un incidente assurdo. L'uomo stava portando il suo cavallo in strada e sentite cosa è successo. Travolto dal suo cavallo nel più impensabile degli incidenti. Roberto Benedetta, sessantenne presidente del team ciclistico Bosco di Orsago, si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncelli in condizioni molto preoccupanti. Una notizia che ha sconvolto la comunità, a partire dal sindaco Fabio Collot, che segue con angoscia l'evolversi della situazione clinica di una personalità notissima in tutto il comune. Benedetta stamane stava passeggiando, portando a mano il suo cavallo sul ciglio di via Corridoni, in paese. Poco dopo le 9 l'incredibile incidente, la cui dinamica è il vaglio della Polstrada di Vittorio Veneto. All'arrivo di un camion, il cavallo avrebbe avuto uno scatto verso la strada, finendo urtato proprio dal tir e travolgendo Benedetta, finito sull'asfalto.
Lo stesso autista del camion e altri passanti hanno chiamato i soccorsi. L'elicottero del SUEM ha trasportato il 60enne al Cafoncello, in gravissime condizioni. Allora torniamo a parlare dell'emergenza Covid. Tra le aperture e anche quelle degli stabilimenti balneari, tanti anche i trevigiani che in questa giornata di oggi si sono spostati per fare una passeggiata tra Jesolo, Caorle, insomma per il litorale, dove si stanno predisponendo tutte le precauzioni, tutti gli strumenti per poter riaprire da domani, gli ombrelloni, il sdraio, ovviamente alla prova delle misure del distanziamento. Poi però c'è il capitolo albergatori, gli albergatori sono scettici sulla stagione. La stagione con le frontiere regionali chiuse e con le frontiere estere chiuse in un territorio come quello del Veneto, che ha mediamente il 60% di presenze turistiche straniere, sulle spiagge con punte del 70-80%, mi viene da dire: ma di cosa stiamo parlando? Il via libera rischia di essere un flop. L'ottimismo non è nelle corde del presidente di Federalberghi Veneto in questo momento particolare. Mentre nelle spiagge e non solo fervono gli ultimi preparativi, negli hotel si fanno i conti, cifre alla mano. Non è che perché qualcuno di Portogruaro, di San Donà di Piave va a Bibbione, a Caorle e a Jesolo e chiaramente ci va in giornata, non dorme, io devo aprire l'albergo. Io l'albergo lo apro se ho la possibilità di avere degli ospiti. I miei ospiti arrivano per l'80%, ripeto, dall'estero. L'aliquota del 20% di italiani non sono tutti veneti, per cui cosa devo lavorare? Su una base clienti del 3% rispetto all'anno scorso? Ed anche l'annuncio delle frontiere riaperte rischia di essere una beffa. Lodevole il tentativo di dire: cari amici, tutti tranquilli, tutti sereni, dal 3 riapriamo le frontiere. Il problema è che le frontiere vanno aperte in clima di reciprocità. Noi possiamo aprire le frontiere, ma se i tedeschi le tengono chiuse fino al 30 di giugno, come purtroppo pare sia, ben poco fa avere la frontiera aperta. Una categoria alle prese con le linee guida regionali, che però hanno lasciato per strada alcuni dettagli non da poco. Nel declinare quelle che sono le procedure per gli alberghi si sono completamente dimenticati delle camere d'albergo. Per gli alberghi ci si ferma al piano terra, cioè al ricevimento, si dettano le norme per il ricevimento, si dettano le norme per la sala da pranzo, però manca completamente tutto quello che riguarda le pulizie e la normativa che riguarda le camere. Insomma, bene che si sia detto addio alle linee INAIL, anche se gli albergatori chiedono siano definitivamente stralciate per evitare il caos. Ma è pur vero che proprio i gestori degli hotel avevano già messo nero su bianco un protocollo ragionato e completo. Questo è un ottimo protocollo, tant'è che i colleghi spagnoli ce l'hanno chiesto, gliel'abbiamo mandato, l'hanno tradotto, in 2 giorni il governo spagnolo l'ha adottato. Il nostro è 18 giorni che dorme beato al ministero, dorme beato in giro per i ministeri. La Spagna in 2 giorni l'ha adottato perché il nostro regolamento in questo momento è in vigore in Spagna. Ecco, tanto per darle un'idea. Un vero e proprio paradosso per il vademecum impantanato nella burocrazia. Auspichiamo, dice Micheli, che venga al più presto vidimato dal Ministero per poi sederci con le regioni e implementare le linee regionali. Nel frattempo, il messaggio che il Presidente dà ai suoi albergatori è uno solo. Portate pazienza, ragazzi, portate pazienza, che ogni giorno che ci separa dal mese scorso, dal problema drammatico di un mese fa con le terapie intensive piene, ogni giorno che ci allontana da quello renderà più agevole il poter scrivere le norme, rivedere le norme, perché sia chiaro che le normative che adesso andiamo a implementare, speriamo tanto, che a luglio non siano più indispensabili. Altro tema caldo di questi giorni, le scuole paritarie. Lezioni interrotte e dirette social per rivendicare la libertà educativa, e questa è la forma di protesta scelta dalle scuole paritarie cattoliche per ottenere attenzione dallo Stato. Bilanci sempre più in rosso a fronte di rette che non possono gravare ulteriormente sulle famiglie già alle prese con spese e mancate entrate causate dallo stop economico del contagio. Impongono una riflessione profonda su questo settore dell'istruzione, che va ricordato estremamente radicato nella Marca e nel Veneto. Un esempio a Treviso, nel popoloso quartiere di Santa Maria del Rovere, dove il parroco ha già fatto i conti della perdita prevista per quest'anno, legata anche ai nuovi protocolli anticontagio. E lei è pronto a riaprire? Sarei pronto, però cosa mi manca? Io non posso pagare oltre le normali maestre che ho. Come si fa? Dove si trovano le risorse? Come faccio io a indebitare la parrocchia
di quasi 100.000 euro all'anno quando sono diversi mesi che non prendiamo un soldo. C'è chi dice si aumentano le rette. No, è impossibile, guardate, io ho l'esperienza in asilo, le famiglie sono tutte famiglie di gente, non dico povera, ma che si sta arrabattando. Per il parroco, oltre alla richiesta allo Stato, una soluzione potrebbe arrivare anche dalle istituzioni locali. Io sono figlio di contadini, in casa mia, quando c'era un'emergenza, una situazione difficile, ci si chiedeva qual è la cosa più importante, che cosa dobbiamo lasciare e che cosa dobbiamo mettere come preminente. Io penso che il sindaco dovrebbe fare altrettanto, capire che oggi è urgente un servizio alle famiglie, ai bambini e alle nuove generazioni e lasciar perdere altri investimenti pur importanti per la comunità. L'ultima domenica oggi con la celebrazione delle messe a porte chiuse, senza i fedeli. Nella nostra diretta di questa mattina il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario delle ULSS toccate dalla diocesi con la presenza dei 3 direttori di Treviso, Venezia e Veneto Orientale e poi ha parlato di quanto accadrà da domani. Voi rappresentate il fronte dell'attività generosa, senza soste, professionale, competente, senza risparmio. Quell'attività che abbiamo imparato a conoscere e ad ammirare in questo lungo periodo e che adesso non dobbiamo e non possiamo rimettere nel dimenticatoio solo perché ci apprestiamo a ripartire. Ha ringraziato così il vescovo di Treviso, con la presenza dei direttori delle ULSS toccate dalla diocesi, tutte le donne e gli uomini che hanno operato incessantemente per strappare tante vite al contagio. E l'ha fatto nell'ultimo giorno di porte chiuse per la partecipazione alle messe. La scelta è stata per la chiesa del monastero della Visitazione alle Corti di Treviso, dove si è levato chiaro il messaggio ai fedeli. Però l'appello è quello di partecipare con il cuore nella fede, ma sempre tenendo conto che queste misure che ci vengono chieste, che anch'io ho chiesto alla diocesi, non sono contro qualche cosa, ma sono a favore di qualcuno, sono parte stessa della messa, anche le attenzioni che chiediamo. Accanto alla gioia per la riapertura alla celebrazione delle messe, Monsignor Tomasi non dimentica l'attenzione per il riavvio del motore economico delle nostre comunità, tra volontà di aprire il più possibile e l'attenzione a non riaccendere il contagio. Un passo più lento adesso è il primo di una lunga serie, un passo troppo veloce o troppo lungo è un passo e basta. Andiamo avanti un passo alla volta, ma prendendoci assieme. E come buon auspicio anche dal vescovo Tomasi, una delle frasi simbolo di questa pagina della nostra storia. Questa è la prima volta che lo dico in tutto questo periodo, insieme ce la faremo. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora il telegiornale di Treviso. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo dall'iniziativa delle Pro Loco della Marca legate alla produzione dell'asparago. Cancellato dalla pandemia, dall'emergenza coronavirus, il circuito delle mostre, il prodotto è stato regalato alle locali case di riposo e non solo. A questo istituto per i nostri nonni che comunque hanno fatto loro la tradizione e ce l'hanno data in mano a noi. Il virus non ci permette di fare le mostre e allora gli asparagi li regaliamo a chi ha protetto i nostri anziani che sono la nostra storia. È stata questa l'idea del vulcanico presidente Graziano Dall'Acqua che ha contagiato questa volta positivamente tutte le Pro Loco legate non solo a questo prodotto ma a tutti i germogli di primavera. Anche per chi ha sofferto di più in questo periodo, dire che noi siamo vicini e se possiamo diamo una mano oggi e continueremo a dare una mano. Ecco dunque le diverse delegazioni, partendo da San Polo, dove il sindaco ha ringraziato per aver protetto davvero tutti, ospiti e personale. Si prendono cura di loro e di loro stessi in maniera tale da poter permettere appunto questa ermeticità che è importante oggi e che porta a non avere nessun contagio oggi dentro la nostra casa di riposo. Poi a Scorzè, dove il segno di vicinanza è arrivato al parroco, come a Morgano, mentre a Zero Branco gli asparagi sono stati consegnati ad una casa davvero speciale. In questi mesi che sono stati difficili un po' per tutti quanti noi, per la situazione sanitaria che abbiamo vissuto, Zero Branco si è dimostrata ancora una volta un paese solidale e civile
e quindi anche questo piccolo gesto suggella quello che abbiamo vissuto tutti quanti in questo periodo. A Quinto, sindaco e responsabile della Proloco hanno incontrato il rappresentante della Caritas per ricordarsi anche di chi in questo periodo ha difficoltà anche ad apparecchiare la tavola. Sarà molto apprezzato dalle persone che frequentano la nostra Caritas, le sedi qua di Quinto. Grazie di cuore comunque. E mentre a Preganziol gli asparagi sono arrivati ai ragazzi di Casa Codato, a Ormelle l'ultima consegna alla locale casa di riposo. Un'iniziativa semplice ma che di certo ha già lasciato il segno, con tanto di ringraziamento ufficiale del governatore Zaia. Quindi grazie veramente per questo bel segnale, grazie dal sottoscritto, ma grazie appunto da tutta la nostra comunità. Continuate così. Dunque domani la fase 2 inizia ufficialmente, c'è di fatto un in bocca al lupo generale ai tanti negozianti, ai commercianti, agli esercenti, insomma a chi domani riparte. A Montebelluna gli esercenti hanno realizzato, alcuni esercenti, un video emozionale per dire eccoci, noi ci siamo. Vediamo una parte di questo video. Eccoci qui. Cara piazza, ti ricordi ancora di noi? Ti ricordi quando riempivamo le strade e quando le aperture dei nostri negozi scandivano le ore della giornata? Le nostre vetrine si facevano belle per te. E oggi finalmente siamo di nuovo qui. Siamo qui come comunità per dirti che animeremo ancora le tue strade con i nostri squillanti buongiorno da sotto le mascherine. Ci troverai sorridenti dentro le nostre botteghe. Pronti a ripartire da qui. Certo, un po' ammaccati e un po' provati da questo isolamento, ma positivi. Cara Montebelluna, sii forte, come lo sono tutti i suoi negozianti. E insieme sarà un po' più facile poter ricominciare. La parola d'ordine dunque è quella proprio di ricominciare. Ancora un via, ancora video, questa volta però sono i video dei nostri piccoli telespettatori con bimbi in TV. Allora questa serie video di Melissa di Ponte di Piave, Sofia di Ponte della Priula, Nicola e Sara di Zenson di Piave. Prima, caro mio, sono così. Dopo faccio così, poi faccio così. Faccio così, bello. Faccio così e sono da quella parte. Mangi. Ciao, sono Sofia. Sono al Piave, il nostro bello fiume. Noi all'estate facciamo qui il bagno col papà dentro l'acqua. Grazie. Ciao a tutti. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Continuate come sempre a mandare i vostri video, ecco i riferimenti per chi non lo sapesse, 351 175 5340, ci mandate i vostri video via WhatsApp, scrivete, ricordatevi il nome dei bimbi e anche da dove ci chiamate e noi vi mostreremo i vostri video come sempre alla fine del nostro telegiornale. Insomma un appuntamento che continuerà anche dopo l'emergenza coronavirus per raccontare comunque insomma le esperienze dei
piccoli nostri telespettatori. Siamo in chiusura, vi lascio allora al meteo e poi ripartiamo con l'edizione straordinaria. Vi accompagniamo come sempre fino alle 21 con gli ultimi aggiornamenti. Bentrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Inizio di settimana scandito dal bel tempo, sarà un lunedì 18 maggio in compagnia del sole. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo asciutto e stabile, avremo infatti un ampio soleggiamento su tutto il territorio regionale e come ci mostra la grafica il cielo sarà poco nuvoloso. In montagna però al pomeriggio potrebbero verificarsi degli isolati acquazzoni. Temperature ancora in lieve aumento, minime tra i 12 e i 17 gradi, massime invece tra i 24 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime fino a 19 gradi, massime tra 26 e 28 gradi. Infine poche novità. Sul Trentino Alto Adige non cambia di molto la situazione, con tanto sole ovunque e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime fino a 28 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.